Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 pepe. Buonasera a tutti da Napoliello 87 e forza Napalese. Allora, questa sera parliamo di Pepe, non quello sulla pasta, sulla carbonara, ma Pepe, il giocatore del Lille. Allora, parliamo dell'attaccante del Lille che vuole il Napoli, che praticamente si sono incontrati la gente di Pepe con De Laurentiis a Di Maro per parlare del contratto, dell'ingaggio. Allora, è stato proposto intorno a una cifra di 80 milioni il cartellino di Pepe per il Napoli. C'è l'accordo per quella cifra lì, 60 milioni, quel cartellino di un as, e prendiamo Pepe. C'è l'accordo però De Laurentiis, prima di accettare la proposta dei dirigenti di Pepe e della società del Lille, si è preso un attimo di riflessione, un attimo di pausa. Sappiamo che sul giocatore ci sono altre 3-4 società italiane, per questo un po' di furia c'è. E io penso fra un giorno, 2 giorni sapremo se il Napoli ufficializzerà Pepe oppure no Pepe se lo ufficializzerà oppure sarà solo diciamo una trattativa che poi non è andata a buon fine. Comunque lo sapremo fra qualche giorno di sicuro. Allora, questo ragazzo è un classe 95, ha 24 anni, la scorsa stagione ha fatto 28 gol e ha fornito 11 assist, veramente tanto ha fatto. Io inizialmente ne dubitavo di questo giocatore, sapevo che aveva fatto tanti gol, però essendo giovane, è vero che ha fatto tutti questi gol, ma l'ha fatti in Francia, in Ligue 1. La Serie A è molto più difficile della Ligue 1, lo sappiamo, ci sono più squadre che danno noia rispetto alla Francia, con tutto il rispetto per la Ligue 1. Diciamo che questo giocatore, vedendo i video, vedendo le giocate che ha fatto, i gol come l'ha fatti, non metto in dubbio che c'ha un grande talento questo giovane e secondo me potrebbe far bene anche in Italia. Non per questo il Lille ha sparato alto così, sia per la stagione fatta, ma pure perché appunto ha 24 anni e potrebbe essere veramente un grande giocatore. Bisogna vederlo ad altri campionati come giocherà, se si ripeterà, bisogna vedere tante cose. Comunque, vedendo i video, vedendo le giocate che ha fatto di tacco, è bravo sul dribbling, è veloce, può giocare punta, può giocare semipunta, può giocare esterno. Un giocatore duttile, no? Per il reparto offensivo. Anche questo vuol dire tanto per la formazione che mette Ancelotti, perché sappiamo che già abbiamo preso anche un centrocampista di questo livello, Elmas, che è un giocatore duttile, che si sposta in tutte le parti del centrocampo. Allora, se prima pensavo che avrei preso di sicuro Icardi, cioè tra Icardi e Pepe andavo di sicuro su Icardi perché Icardi conosce il campionato italiano, secondo me andava preso Icardi. Però ora come ora, riguardando tutti i video, riguardando le giocate, sapendo che è un 24enne, anche se Icardi poi non è che cambia tanto, di 2 anni, è un 26enne, però diciamo Icardi c'ha i problemi di spogliatoio, i problemi che c'ha un po' la testa matta perché per colpa della moglie Vandanara un po' se n'è andato di testa pure lui e cioè non è molto serio personalmente. Poi come giocatore è forte, non lo mettiamo in dubbio, è un giocatore d'area che quando gli dà il pallone 90 su 100 te la butta dentro, mentre Pepe è una promessa, diciamo, di questo acquisto. È vero che ti ha fatto quella stagione fenomenale, però si deve riconfermare in un altro campionato. Non mettiamo in dubbio le qualità e per questo un'opportunità la potrebbe avere anche lui. Se prima volevo Icardi, ora chi viene sto contento. Pure se viene Pepe lo mettiamo nella carbonara e sto contento veramente. Cioè, sono contento se viene Pepe, non mi dispiace per nulla. Chi viene. Chi viene, basta che ne prendiamo uno. Però prima di tutto ad arrivare James. E secondo me, sentite che vi dico, James arriverà. Fidatevi che James arriverà di sicuro, amici miei. Dire come lo dico,
non so voi cosa ne pensate, ma secondo me James firmerà con il nostro Napoli. Se doveva andare all'Atletico Madrid a quest'ora, era a Madrid, aveva già fatto tutto con l'Atletico Madrid, sarà già nel ritiro dell'Atletico, non so quando comincia il campionato, la Liga, però comunque secondo me era stato ingaggiato dall'Atletico Madrid. Invece secondo me sta aspettando, anche lui ha chiesto al Real di voler andare al Napoli, però il Real non vuole stare alle condizioni di De Laurentiis, De Laurentiis non vuole stare alle condizioni del Real Madrid per il prestito, che si mettono d'accordo. Secondo me alla fine la cosa si farà, James arriverà nel nostro Napoli. Questione di tempo, amici, è questione di tempo. Comunque riguardo Pepe, niente ragazzi, manca solo l'ufficialità, cioè praticamente gli accordi ci sono fra i dirigenti e tutto. Bisogna vedere De Laurentiis, ci sta pensando un attimo, perché comunque la cifra non sono spicciole, ecco. Comunque anche l'Inter chiedeva sui 60 milioni per Icardi, su per giù, però il Napoli prendendo Pepe praticamente deve dare 80 milioni, sarebbe 60 più il cartellino di un as, si toglierebbe anche a un as. Invece sui Icardi sono 60 milioni, quelli su. De Laurentiis ovviamente è più per Pepe, secondo me invece Ancelotti era più per prendere Icardi. Ci sono voci poi che dicono ma se viene Icardi o viene Pepe partirà di sicuro Mertens o Milik. Allora, Mertens ha già espresso la voglia di non voler andare via e mi sembra l'hanno fatto anche già il contratto e per questo Mertens non si muove. Milik praticamente gli hanno messo una clausola, è stata appena messa, da 60 milioni. Se lo vogliono devono sforzare 60 milioni, però comunque mettendo la clausola di 60 milioni è sul mercato, perché comunque abbiamo visto Higuain con 90 milioni sono venuti e se lo sono portati via. Se uno ti offre 60 milioni a quel punto non puoi fare più niente, Milik lo devi vendere. Cioè Milik è come se fosse sul mercato, Mertens no, secondo me non va via, secondo me un altro anno resta e poi andrà via pure lui, dove doveva andare in Cina, non si sa dove va, se va a mangiare sushi, non lo so dove va. Fatemi sapere la vostra, chi vorreste nel Napoli fra Pepe e Icardi. Ovviamente prima di tutto James, secondo me arriva, sicché su quello state tranquilli, pensate a questi due. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Buona serata a tutti da Napoliello87. Ciucciaretti, sto cercando, è caduto pure. E forza Napalessa!